nuovo giorno, sto cercando, mi è arrivato il pacchetto di Estetica Nail. Ho comprato tutta la roba per le unghie perché ho tutto scaduto, quindi ho comprato allora le lime. Queste sono 180-240 mi pare, che io uso per quando devo limare il gel sopra. Questo è il remover. Poi vabbè, Evo Prep, che è quello che deidrata l'unghia, e il primer acido, che ha una puzza schifosissima, ma mi tocca usarlo perché sennò si stacca tutto. E qua dentro ci sono le due basi che ho comprato. Tra l'altro questa è nuova, è una novità, è con le fibre di vetro. Tra l'altro mi piacciono queste basi perché non sono da sgrassare. Ho preso anche quella solita, Base Rubber, una volta si chiamava Base Rubber Care, smalto gel rinforzante nude. Non c'era hanno cambiato un attimino i prodotti, non c'era più il soft nude, c'era solo il nude. E poi ho preso i due top coat. Uno è quello solito, quello glitterato che io adoro e utilizzo sempre, che sia festa o meno, io uso sempre questo top coat sopra, che non ha dispersione, quindi non bisogna sgrassare, e io adoro questa cosa, ve l'ho già detto. E ho preso anche un altro top coat, questo è iridescente, anche questo senza dispersione. Le due basi sono queste, Strosa, quella con le fibre di vetro, e quella solita. Questo top coat che è quello glitterato, che è quello che adoro. Che tra l'altro i glitter non mi sembrano neanche iridescenti, secondo me quelli che avevo erano iridescenti, vabbè. E questo è il top coat nuovo, che è una meraviglia, mamma mia che bello che è, bellissimo. Basta perché ha preso anche troppa luce. Ok, quindi questo è quello che ho comprato, e tutto ciò per la bellezza di 75,20 €, quindi cioè queste cose costano, però è una spesa che fai una volta l'anno. Quindi adesso vado a sistemare il tutto di là e tolgo la roba scaduta, così vado a buttarla e domani. E cos'altro? Basta, è un bellissimo pomeriggio. Oggi sembra proprio estate di nuovo. Mi rilasso ancora un secondo qui, poi devo andare a tirar fuori la roba dalla macchina, dalla Peugeot, perché ci è arrivata la macchina nuova, ce la consegneranno questa settimana e andremo a prenderla, quindi niente, adesso siamo un po' così, perché alla fine Franz gli dispiace tantissimo lasciare andare questa macchina. A me anche, perché alla fine quando avevo conosciuto Franz lui l'aveva appena comprata e non so, mi dispiace anche a me perché è una macchina che ha fatto la storia di quando ero adolescente, tutto il gruppo, ha fatto la storia, come l'appunto la mia vecchia macchina, quindi niente, insomma ci dispiace a tutti e due, secondo me molto di più a lui. Adesso per un po' girerò in incognito, forse, perché qui di quelle macchine lì non ce ne sono, ce n'è una ma di un altro colore, non ne ho viste ancora in giro qua. Starei qua volentieri così a prendere il sole, però devo andare perché sennò ogni pomeriggio non combino niente, quindi mi tocca andare. Prendo l'ultima tintarella, che quest'anno non ho neanche preso il sole, visto il problema della circolazione delle gambe, sono neanche più stata al sole, quindi sono pallida, sono un fantasmino, non sono mai stata così bianca durante l'estate. Vabbè, pazienza. E tra l'altro ho letto che la bronzatura non è sana, cioè non è... Sì, ti dà quel colorito che ti fa sembrare più sano, ma in realtà quando la pelle prende... sono già rossa. La pelle prende colore, è una difesa della... cioè, capito? Non è... prende colore, non succede niente anche se hai la crema, è comunque una difesa il prendere colore, perché vuol dire che è stata attaccata dai raggi UV e boh, insomma, dai, su, dai, bisogna mettersi in moto e fare qualcosa. Ma in realtà che ore sono, scusate? Perché oggi hanno tolto la corrente, domani la ritoglieranno, no, venerdì, scusate, la ritoglieranno. Non sono neanche le 4. E io ho ancora difficoltà a 32 anni a leggere l'orologio con le lancette, quindi quello analogico.
ho ancora difficoltà alla mia età a leggerlo, perché credo di essere discalculica. Vabbè, io adesso non andrò a farmi diagnosticare sta cosa, perché o a vedere se ce l'ho, insomma. Però se veramente io fossi discalculica, mi si spiegherebbero tante cose del passato, di quando andavo a scuola alle elementari anche, e della mia fatica che faccio con i numeri, con la matematica, cioè per me è va bene, mi si spiegherebbero tante cose. E mi sono un po' documentata in internet, che internet non è il medico, non è nessuno, però si trovano tante informazioni, l'unica cosa è prenderle per quello che sono, cioè delle informazioni poi bisogna verificare. Però effettivamente io potrei essere discalculica. Non ve l'ho mai detto, ma il dubbio ce l'ho. Ce l'ho perché veramente mi si spiegherebbero tante cose del passato. Sì. Allora, abbiamo fatto il lavoro della macchina e abbiamo svuotata e adesso Franz si è messo in mente che deve staccare anche tutti i fili dell'impianto della radio, l'impianto. Ho preso il mio vecchio telefono, il mio vecchio iPhone, che era rosa tra l'altro, era l'oro rosa. Vabbè, è il primo uscito di questo colore. Questo è il 7 Plus, perché volevo darlo a mia nonna perché si lamenta del suo telefono. Ecco, vedrà anche il video. Però c'è da capire se lei poi si troverà con questo telefono, perché non ha mai usato un iPhone. Lei è abituata ai Samsung o insomma telefoni con Android. Secondo me gli iPhone sono molto più facili da capire. Beh, insomma, mi sono preso questo telefono che così glielo pulisco, glielo svuoto e vediamo se riesce a imparare ad usarlo. Ma cosa fai tu là, bambino bello? Silvestro, arrivo. Cosa fai qui, amore? Mamma mia, che bello! Tua sorella non l'ho più vista, Patato. Sei bellissimo. Ma certo che sei bellissimo, Silvestro. Ma sei una disperazione. A Borognaur? Sì, dimmi, amore. Oh, mio Patato. Ciao. Sei bello. Silvestro? Miau. Cosa? Bello, Micio. Vieni, andiamo con gli altri. Andiamo. Sì, andiamo, vieni. Sei come i cagnolini tu, certo. Dimmi, Patatino. Sei come tua sorella proprio, Sì. Dimmi. Oh, ma sei bello. Sei bellissimo. Dove andiamo, dove? Oh, Micio Beige. Ciao, Micio Beige. Com'è che ti chiami, Oscar? Micio Beige. Patatino. Vuoi che ti porto su, amore? Sì, andiamo su. Andiamo.